Archiviata la vittoriosa trasferta di Arsier, i ragazzi di Mister Maino sono tornati ad allenarsi in vista del prossimo impegno casalingo. Al Mercante arriverà l'azzurra Sandrigo, che in classifica ha 2 punti meno dei giallorossi. Una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, questo è il rollino di marcia dei prossimi sfidanti dell'FC Bassano 1903. Sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-1 maturata contro l'Union Dese. 6 gol fatti e 6 gol subiti in questo inizio di campionato da parte dell'azzurra Sandrigo. Sono avversari da non sottovalutare, per questo Mister Maino chiederà ai propri ragazzi il massimo impegno in ogni allenamento. Oltre al bel gioco contano i gol e i risultati, quindi si cercherà maggiore concretezza soprattutto sotto porta. Domenica 7 ottobre il Mercante tornerà a colorarsi di giallo-rosso. Intanto sono stati sorteggiati i campi per i 16esimi di Coppa Veneto di prima categoria. Mercoledì 10 ottobre alle 20:30 l'FC Bassano 1903 sarà impegnato in trasferta sul campo della Fontanivese San Giorgio.